2.500 persone movimentate domenica a Gorizia per il brillamento di una granata della Prima Guerra Mondiale nella zona degli scavi del raccordo Villesse-Gorizia. Vediamo com'è andata nel servizio. Attenzione, sono in corso le operazioni di sgombero. Si invita la popolazione a lasciare le proprie abitazioni. Attenzione. E alla fine la domenica della bomba a Gorizia è arrivata. Le operazioni dello sgombero e controllo dei quartieri di Sant'Andrea e Sant'Anna hanno avuto luogo dalle ore 9 fino alle ore 12:28, ora in cui è stata fatta brillare la granata della Marina Militare trovata durante i lavori di scavo sul raccordo Villesse-Gorizia. Lo sgombero ha realmente portato al movimento di oltre 2.500 persone che per la maggior parte se ne sono andate per conto proprio e poche, qualche decina, hanno approfittato dei centri di accoglienza organizzati dal Comune. Presente anche il neo commissario della A4 Riccardo Riccardi che assieme al sindaco Romoli ha sottolineato l'ottimo lavoro di coordinamento degli enti coinvolti nelle operazioni per la sicurezza dei cittadini e delle loro abitazioni. Il terzo genio guastatori ha brillantemente, è proprio il caso di dirlo, fatto scoppiare questa bomba a Gorizia. Colonnello Prignano, com'è andata? Questa bomba di 250 kg di peso globale, contenente 15 kg di alto esplosivo, tritolo per intenderci, l'abbiamo dovuta far brillare quasi sul posto, quindi a una brevissima distanza da dove è stata rinvenuta, perché il pericolo principale di questo ordigno era il trasporto dell'ordigno stesso, appunto causa la spoletta messa male, insomma, e quindi derivava solo da questo discorso. Per quanto riguarda il resto sono operazioni che il mio reggimento, gli uomini del mio reggimento fanno quotidianamente per la bonifica del territorio e quindi il potenziale era tutto contenuto nella nostra azione di lavoro. In chiusura